Beh, sicuramente è stato un torneo che avremmo voluto fortemente organizzare perché per chiudere la stagione e per avere almeno una manifestazione importante, diciamo, a livello italiano. Infatti si è presentata la Roma, che è stata la finalista l'anno scorso con noi del titolo, per la conquista del titolo, ed è venuta con una squadra molto competitiva, con un lanciatore della Repubblica Ceca molto bravo, quindi diciamo che il torneo è riuscito, il tempo ci ha assistito, ecco, diciamo che quello che volevamo, chiudere l'anno con un torneo, una manifestazione di questo livello, diciamo, ci siamo riusciti, ecco. Bah, sicuramente è una stagione, diciamo, positiva sotto l'aspetto, diciamo, che siamo riusciti a tenere in vita, diciamo, questo movimento che anzi si sta ampliando. Siamo riusciti a raccogliere proprio qualche giocatore nuovo, diciamo, che sono arrivati freschi freschi, che hanno debuttato in questo torneo, e questo è molto positivo. Positivo che siamo riusciti a disputare una Coppa dei Campioni dove la sfortuna ci ha perseguitato in maniera incredibile, dove avevamo perso 13 vittorie nel giro di 3 giorni, e questo ha limitato fortemente, diciamo, la nostra partecipazione, diciamo, la capacità della squadra in toto, insomma, ecco. L'esperienza è stata sicuramente positiva, i ragazzi si sono confrontati con il livello, hanno visto quanto sia difficile giocare a quei livelli, anche perché quest'anno in Repubblica Ceca, come avevamo annunciato, c'erano sicuramente fra i lanciatori più forti del mondo e i giocatori più forti del mondo, quindi è stato sicuramente una coppa di livello altissimo. Ecco che allora andare proprio in quel momento a giocare contro questi, diciamo, straordinari giocatori ci ha dato, come dire, una misura di quanto lavorare e di dove arrivare. C'è tanto da lavorare, tanto perché parliamo di giocatori che quasi tutti quei giocatori lì non vengono dal baseball e poi sono passati al softball, sono giocatori che sono nati con il softball e giocano ogni anno decine di tornei in giro per il mondo, quindi sì, noi siamo all'inizio. Per il 2016 non abbiamo ancora progettato nulla, aspetteremo appunto la chiusura della stagione, poi ritrovarci ovviamente e faremo ovviamente un piano, vedremo cosa riusciamo a... La volontà c'è, vediamo cosa riusciamo a mettere in cantiere. Il movimento dell'amatoriale è sicuramente in aumento, anzi sta avendo numeri impensabili, diciamo, qualche anno fa, e questo è molto positivo. Bisognerà cambiare qualcosina a livello di immagine sportiva che viene fornita in questo momento, e per questo io personalmente mi riproponevo proprio di poter parlare ai vertici del movimento per, come dire, mettere un po' così delle idee, chiarire un attimino certi punti. Per quanto riguarda invece il fast pitch maschile, diciamo che vogliamo sopravvivere, portare dentro sempre più giocatori giovani che abbiano capacità, appunto, per avere magari in regione non una squadra ma 2, 3, e che questo succeda anche nelle altre regioni per potersi confrontare poi alla fine in un vero campionato.